donna di Dio. Sono proprio contenta di essere capitata qui tra voi. Così sono sicura che mi capirete meglio. Di che si tratta, signora? Ecco, vede, noi dovendo venire qui in ferie abbiamo prenotato 3 stanze. Una per me e mio marito e le altre 2 per i ragazzi. Vede, Miriam, l'amica di mio figlio, le colleghe dell'università, è soltanto una conoscente. E qualcuno conoscerà meglio. Forse non mi sono spiegata bene, nel momento che la cosa è appena cominciata non vorrei sforzare tanti. E cosa intende con questo? Parli senza mezzi termini, signora. Siamo No. tutti adulti qua. Insomma, non vorrei che i giovani approfittassero. E allora? E allora, io e mio marito vorremmo, naturalmente impiegando anche la differenza, che per la ragazza si trovasse un'altra stanza. Ancora un'altra camera? Ma neanche a persona? E dove che la trovi? Io proprio indispensabile? Capirà, madame, l'opzione fa l'uomo ladro. Ma lei pensa che proprio qua sono io esperta di venire a rubare? Addio, ma se un cane che fa tira una gallina, non aspetta che si fa scuro. Elise, sempre a tu. La signora la intende dire che se i fiori si intende del giorno, poi va lì a continuare anche alle 9. Fatta la legge, trovato l'inganno. Che differenza che passa tra il giorno e la notte? D'accordo, madame, ma vede, io e mio marito vorremmo contribuire a questo impatto. Giusto, giusto. In certi affari non bisogna intromettersi. Di nuovo non ti ha capito niente. E quindi sì? Anche mansa? E allora trovi di un'altra camera. Signora, ci sarebbe una soluzione. Ah sì, davvero? E quale? Che portare i fiori letto uguali. Mia moglie sta scherzando. La signorina potrebbe dormire con mia madre. Sì, per parlare scherzi e tutta parete. Cosa? Proprio con me? Che mal che lei, mamma, così mai poteva dire compagnia. Non vuoi persone strane in camera mia. Mamma, si tratta solo che della notte. Mia tutta la vita è. Poi domani tornerai in albergo. Ma scusi, la madame ha già visto la ragazza? 70 mamma, come te. E allora? Perché la signora la domandasse l'ho vista? Si dice che le giovane e basta. Sì, ma non lei come tutte le giovani. Lei è disposente? Mistero io questo. Vai femmine, calmere, non le niente di grave. So che lei è un po' abbronzata. Te podia dirla subito che la Giappone chiama massa sol e che le notti bisogna mettere un viale crema su schiena se ne so per questo prima di andare a dormire e quindi la signora in camera mia però non si ben bene. Ecco, vede madame, la ragazza è anche un po' più che abbronzata. Lei è tutta gustosa. Insomma, femmine, lei è mulatta. Ah, adesso è tutto chiaro, anzi, è scuro. Allora, che le sta sopra? Negra, mamma, anzi, era
Italia, mezzo così e mezzo colà. Ma dai mamma, capito dai nuove. Non te ricordo del papà che contea sempre di quelle more della Somalia? E proprio con la nera o da dormire. E lui, chissà quante volte che gli ha toccato la ricerca di e di sicuro non ho mai fatto tante storie. Cosa che te sa te? Ah, niente. Immagini. Ma non è un'altra soluzione. E quale è? Dica la vostra camera e voi altri andate a dormire in garage. Senza la mamma. Invita anche la vostra camera matrimoniale. Sì, ma è gratis. Là dormirà Marisa e Calogero. Anche loro è qua. E lui ha l'appartamento e allora... Ma cosa succede in questa casa? Basta che vai via qualche ora che qua diventa un bordello. No, ecco, vede signora, io non direi proprio così, sa, perché noi tutti stiamo proprio cercando di non creare un bordello. Pensi quel che la voglio, ma da stasera chiamerò la mia camera pensione Africa. Perdoni mia mamma, signora, è un po' nervosa, ma sa, è l'età. No, io la capisco benissimo, ma adesso vado subito a dare la bella notizia a mio marito. Chissà come sarà contento. Au revoir. Mio immagine, ma guarda che razza di me. I vieni da città, ma hai ancora tanti in rio quei carte. Insomma, ognuno ha il suo modo di pensare. Ho capito. Ma se stanno mesi in albergo come che la vita si ora, ma cosa pensa che in tutto sto tempo suo figlio vai a raccogliere margherite? Ande gusto, ai tempi da puro. Ma se si può, perché non fare una buona azione? Altro che buona azione, a te ti interessa solo gli skate. In questo ne so preciso del tuo padre che parlò anche. Il frutto dal cascamai non sta dall'albero. Allora Dino, sei tu convinto? Eravamo bianchi da polvere, come dite voi, pulineri. Madonna, da quanto tempo avevo che mettevi a posto quel garage lì? Da quando è che è stato fatto? Ma così ti sono io dire? Se anche l'anno passato in dormivo per le notti. Sì, ma siete spediti, se Maria doveva sistemarsi insieme al governo. Ma nonna, te che dormirò mia allora stanotte? E lasciami pensare. Primo, te dormirà qua in salotto, sul divano, è un piaduro, ma te sono dove ne, da parte gli ossi. E non può dormire qua quella notte. Di quale nullata state parlando? Mamma, via qua, la saria ancora più in pericolo. Sì, Mago, ti attegnerà più di occhio. E anche il letto. Ma non capisce, ma di cosa che parli? E anche te, ma stasera con me dorme una foresta, una nera. La foresta nera? Io dico sempre, non viene a cambiarsi. Dino, dai, Dino, Vieni, Dino, vieni, che non ho mamma.
tempi. Vedrai, come d'accordo? Ma questi eri proprio qui da